L'allarme è stato dato verso le 9 di domenica sera. Da quel momento i vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere il rogo che ha avvolto questo capannone in via Uruguay nella zona industriale di Padova. Un lavoro che si è protratto fino al pomeriggio di oggi. L'incendio è stato segnalato poco dopo le 21 e ha riguardato circa 1900 metri quadrati di capannone suddiviso in vari ambienti, in vari diciamo così, spazi con delle pareti che non arrivavano al soffitto e chiuse subaffittate con diciamo così, una serie di subaffitti a cascata. La colonna di fumo nero era visibile da chilometri di distanza. Sul posto più di 10 squadre provenienti da tutta la provincia e da Treviso, 22 i pompieri coinvolti che hanno cercato di circoscrivere al capannone l'incendio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L'intervento è valso di limitare l'incendio solo a questo capannone e di fatto i due capannoni limitrofi sono stati risparmiati alle fiamme. Intervenuti sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia locale, la polizia di Stato e i carabinieri. La mancanza di vento ha permesso al fumo di salire molto in alto e di disperdersi uniformemente. Non ci sono al momento evidenze di pericolo per la popolazione. L'assessore Ragona, giunto sul posto però, in via precauzionale ieri sera ha invitato i cittadini a chiudere le finestre. Non ci sono al momento ancora ipotesi sulla natura dell'incendio. Gli inquirenti non escludono nessuna pista. Il capannone, di proprietà cinese, era utilizzato come magazzino anche per le spedizioni. L'incendio ha prodotto il collasso del tetto e quindi il contenuto è stato in buona parte distrutto. Mi è stato riferito che c'era dall'alimentare al prodotti per diciamo così, materiale plastico per uso domestico, ehm, diciamo tutti quei materiali di basso costo che troviamo nelle attività ecco, di questo tipo di negozi.